Esposto ieri presso il Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro, un pregiato arazzo appartenente alla collezione di Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona che raffigura la morte di Anania e Safira, che risale al 1513, allorquando Papa Leone X dei Medici lo commissionò a Raffaello per arredare la Cappella Sistina, e la cui grafica rappresenta un Raffaello innovatore anche nella comunicazione. L'evento è stato organizzato dal Comune di Palma e dall'istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa, diretta da Letizia Pace, e si inserisce all'interno delle iniziative che si svolgeranno nei giorni 5, 6, 7 maggio prossimi, con gli eventi che caratterizzeranno il premio del Gattopardo d'Oro. L'arazzo si potrà ammirare a Palazzo Ducale fino al prossimo 15 maggio. Stiamo vivendo un momento veramente bellissimo e entusiasmante. La Biennale del Gattopardo, e come diceva benissimo lei, ha coinvolto più di 60 artisti da tutto il mondo con 100 opere esposte, delle quali 3 installazioni permanenti. Oggi annunciamo l'arazzo di Raffaello con la gentile collaborazione del dottor Roberto Ruggi d'Aragona, che ci permette di esporre qui all'interno del Palazzo Ducale, con questi soffitti lignei meravigliosi insieme a delle opere contemporanee, un esempio massimo di arte classica, per dimostrare ancora una volta che l'arte non ha né tempo, né luogo, né spazio, ma viaggia attraverso la nostra mente, la nostra percezione, e quindi ci permette di viaggiare nel tempo e nello spazio all'interno di questo palazzo, nelle atmosfere barocche, nei luoghi del Gattopardo. Siamo orgogliosi di quello che stiamo realizzando. Palma di Montechiaro ha bisogno di urlare al mondo la sua bellezza, e grazie all'istituzione Tomasi presieduta da Letizia Pace e con la collaborazione di tutto il CDA, al gruppo Io Sono Palma, a Michele Citro e a tutti coloro, alla mia giunta, ai consigli comunali, tutti coloro che hanno sostenuto sempre questa amministrazione, siamo riusciti e riusciremo a fare grandi cose, onorati di servire questa città che ha davvero bisogno di mostrarsi al mondo in tutta la sua bellezza. Siamo qui per presentare l'arazzo di Raffaello. Devo ringraziare prima di tutto il dottore Roberto Bilotti per la sua generosità, perché se questo arazzo oggi si trova qui è grazie a lui. È un arazzo quindi di Raffaello che esprime anche, ci fa capire l'influenza che Raffaello ha avuto in Sicilia. Fa parte di questo è il primo evento di una ricca programmazione che l'istituzione Tomasi intende intraprendere e che ha intrapreso in verità, quindi un programma culturale e artistico, perché solo attraverso l'arte si può avere un cambiamento, convinti di questo, fortemente convinti, che il cambiamento avviene attraverso la cultura e in questo caso l'arte. Ricordiamo i eventi che ci saranno da qui a breve, qui a Palma di Montechiaro, e che organizzate come fondazione, Presidente. Sì, questo come ho detto si inserisce in una ricca programmazione che il 5, il 6, 7 maggio ci sarà il premio Gattopardo d'Oro a Palma di Montechiaro, quindi si svolgerà in queste 3 giornate, verranno artisti e personaggi importanti dello spettacolo, ma non voglio anticipare niente per non rovinare la sorpresa. Abbiamo anche avuto la Biennale, quindi anche questo arazzo così bene si colloca nella Biennale del Gattopardo. Partner dell'istituzione in questo caso è l'associazione Io Sono Palma. Le iniziative si svolgono all'interno del Palazzo Ducale, che ha una sua funzione. Quale esattamente? In questo caso il Palazzo Ducale è il centro propulsore, il catalizzatore deve essere dell'arte, cioè in modo che si possa dialogare con essa, i cittadini, quindi l'arte che va dai cittadini, anche perché c'è una nuova concezione, ecco, di concepire l'arte non più che isola o un'arte solo contemplativa, ma l'arte richiede impegno, quindi un impegno che poi possa essere calato nella realtà contemporanea. Sono molto contento che l'arazzo sia qui, anche perché rievoca storie del territorio.
Infatti questi arazzi furono fatti tessere dal cardinale Luigi d'Aragona, la madre era siciliana Ventimiglia, e tra l'altro gli Aragona erano presenti in questo territorio, infatti i Caro hanno il loro stemma anche in questo palazzo inquartato con la casa d'Aragona. E poi anche il connubio antico e contemporaneo. Noi abbiamo fatto degli altri musei in altre città, a Roma, a Villa Borghese, c'è il Giardino dei Giochi d'Acqua, era un vecchio casino dei Borghese, lì c'è la nostra collezione di arte contemporanea, nel castello a Rende, è un castello medievale, quindi questo connubio con l'arte contemporanea è proprio la nostra vocazione. Qui c'è una bellissima mostra, mi spiegavano appunto che è la prima biennale con 66 artisti, e quindi l'antico e il contemporaneo insieme danno dei messaggi molto forti. Quest'opera che età, quando risale esattamente? Quest'opera è dei primi del Seicento, deriva dal cartone di Raffaello, che la prima serie è stata commissionata dal Papa Leone X, seguito la tessitura è stata seguita a Bruxelles dal cardinale Luigi d'Aragona, appunto, che era meridionale. Ed è una mostra itinerante, è stato esposto in contemporanea agli arazzi nella Sistina, dopo 400 anni per la prima volta sono stati messi tutti insieme nella Cappella Sistina. Quindi è stato un itinerario che poi è stato interrotto per la pandemia, l'abbiamo ripreso, è stato a Palermo, Catania e ora sono molto contento che qui a Palma. Faccio parte del gruppo di lavoro Io Sono Palma, gruppo promotore della candidatura a Capitale Italiana della Cultura e promotore tra le tante altre iniziative culturali di questa meravigliosa mostra di arte contemporanea che è la Biennale del Gattopardo, che ospita più di 50 artisti provenienti da ogni parte del mondo e che ha decorato, ha reso migliore sicuramente questo spazio del Palazzo Ducale, che per natura, come abbiamo avuto modo di dimostrare in questa occasione, è uno spazio espositivo bellissimo. All'interno della Biennale del Gattopardo è un onore oggi poter ospitare, grazie al lavoro dell'istituzione Tomasi e della sua presidente Letizia Pace, per gentile concessione del dottor Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona, l'arazzo del Raffaello, che si colloca all'interno di questa meravigliosa cornice, proprio a dimostrazione che l'arte non ha tempo, creando quindi questo connubio tra classicismo e contemporaneità, grazie anche poi alla sensibilità del curatore della Biennale, il professore Michele Citro, che ha saputo accostare e disporre bene le opere, mettendo per esempio nella stanza d'ingresso un vaso in ceramica che nelle rifiniture presenta delle foglioline in stile etnico, appunto realizzato da un artista cinese, e che vanno a richiamare le foglioline nella parte bassa dell'arazzo che si intravedono nella stanza nella porta della stanza accanto, mostrando appunto questo connubio. Ringraziamo ancora una volta il dottor Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona per l'opportunità e per averci consentito ancora una volta di dimostrare che Palma di Montechiaro può essere alla ribalta delle cronache nazionali per fatti gratificanti, fatti di enorme spessore culturale come questo. Possiamo dire che l'arazzo di Anania e Safira sta unendo la Sicilia nel senso geografico dei percorsi Palermo, Catania, Palma, ma anche riguardo a quella che è la collaborazione fra istituti museali. È stato esposto ed è arrivato in Sicilia, esposto a Palazzo Abatellis, per spostarsi poi a Castellursino di Catania, quindi un museo civico, e approdare oggi a Palma. 3 città, perché tali sono e sono state anche Palma nella storia, 3 città che esprimono, la cui identità si esprime attraverso la cultura nei secoli, e di cui Antonello e di cui 3 città che si esprimono attraverso la loro cultura nei secoli, e che
hanno trovato in questa occasione Raffaello come motivo conduttore, come figura chiave, come eredità culturale, quella di Raffaello e della sua scuola, che ha veramente unito l'Italia in età moderna. Certamente queste sono cose che da un punto di vista della spinta culturale è una cosa che oltre il mondo e il momento istituzionale che noi investiamo, perché abbiamo un territorio, ricordiamolo, che il Parco della Valle dei Templi abbraccia in modo distrettuale da Licata a Monte Tranone, passando per anche l'offerta culturale delle singolarità, delle unicità, e pur non essendo una struttura afferente, in ogni caso noi promuoviamo comunque in ogni caso le evoluzioni e anche gli incrementi di carattere culturale, e questa è un'occasione molto interessante, molto importante, che porta anche a livello istituzionale ciò che è stato fatto anche da un'altra istituzione che, ricordo, della Soprintendenza dei Beni Culturali, che ha anche accompagnato quello che vedete oggi qui a Palazzo Ducale, cioè un recupero in forma di allestimento temporaneo, che in ogni caso fa di questi luoghi in ogni caso una struttura che si apre anche alle possibilità di occasioni come quella di oggi.